Buonasera, siamo all'Iran e alla rivoluzione delle ragazze, la rivoluzione delle donne. Luciana Borsatti vi spiegherà perché abbiamo voluto mettere nel titolo un se. Iran, se la rivoluzione parte dalle donne. Sono qui a parlarne Gianluca Costantini, che è un artista, un attivista che combatte le sue battaglie con il disegno. Ha presentato qui Human Rights Portraits, 60 anni di volti e di lotte di Amnesty International, appena uscito, in cui lui ritrae molte vittime dei diritti negati. Fariborz Kamkari è un regista e sceneggiatore iraniano di origine curda, vive a Roma e ha scritto un suo ultimo libro, un romanzo, Ritorno in Iran, che presenterà domani alla Libreria Moderna alle 11. Ha fatto molti documentari in tema Kurdistan. Alberto Negri in collegamento, spero che sia già in collegamento, noto a molti, immagino, come inviato di guerra per Il Sole 24 Ore, e dagli anni '80 a oggi ha seguito molte crisi in giro per il mondo. Farian Sabahi, di padre iraniano, madre italiana, è una ricercatrice senior presso l'Università dell'Insubria, laureata in economia alla Bocconi, in storia orientale a Bologna e tante altre cose, esperta ovviamente di Iran, e ha scritto e presentato anche qui Noi donne di Teheran. A coordinare e anche a costruire questo panel è stata Luciana Borsatti, che ormai tutti conoscete, giornalista e scrittrice, è stata inviata e corrispondente per l'agenzia ANSA, prima al Cairo e poi a Teheran per anni, e sull'Iran ha scritto una trilogia, si potrebbe dire, l'Iran al tempo di Trump nel 18 e poi ripubblicato nel 20, l'Iran al tempo di Biden del 21, presentato qui in un'edizione precedente, e l'Iran, il tempo delle donne, che è proprio freschissimo di stampa, presentato prima qui. Lascio la parola a Luciana e vi auguro buon ascolto. Grazie. Buongiorno a tutti, grazie a tutti per essere qui, grazie a questi relatori, grazie per essere qui, grazie a Alberto Negri per essere con noi, anche se lontano, ma è comunque nel nostro cuore come se fosse con noi. Affronteremo un tema che è stato molto dibattuto in questi ultimi mesi sui giornali, è stato molto raccontato. Però qualche volta abbiamo forse tratto l'impressione che è stato raccontato in un modo un po' parziale, un po' riduttivo. Cioè siamo tutti convinti, siamo convinti o abbiamo sospettato che ci sia molto di più di quella battaglia contro l'obbligo del velo in cui abbiamo visto appiattite oltre 6 mesi di lotte, di massacri degli attivisti, da gente scesa in strada, dalle autorità della Repubblica Islamica che hanno scelto la linea dura per rispondere alle proteste, per rispondere a delle legittime istanze dei loro stessi figli e dei loro stessi nipoti. Abbiamo sentito raccontare dunque lo slogan della libertà, la richiesta della libertà, ma anche altre richieste che sono risuonate in Iran e sono risuonate anche fra di noi, non soltanto grazie ai social, ma anche a tante manifestazioni, a tanta attività della diaspora iraniana che si è attivata per creare un movimento di solidarietà internazionale con quello che accadeva in Iran. C'era dunque la battaglia per la libertà, c'era la battaglia contro l'obbligo del velo, ma c'era anche, e se noi abbiamo mai sentito la canzone di Baroye di Shervin Hajipour, ce ne siamo accorte, c'era anche la battaglia per una
una vita dignitosa, per una condizioni di vita dignitosa, perché c'è un grande problema di crisi economica in Iran e quindi di poter dignitosamente tirare avanti non soltanto per i ceti più poveri, ma anche per le classi medie impoverite. Ma qui parleremo di questo, parleremo anche, forse avremo tempo di accennare anche alla questione ambientale, della salvaguardia ambientale, che era un altro degli slogan di questi ragazzi, molto sensibili a questo tema, e del diritto al dissenso negato, e appunto dei tanti che sono stati arrestati, almeno 25.000, se 22.000 sono stati liberati poi nella grande amnistia seguita ai momenti più duri della repressione. Però c'è anche un'altra questione che forse abbiamo, appunto, che è stata un po' trascurata in questa vicenda, che è quella su cui interpellerò fra un attimo il nostro amico Fari Bors, prendendomi un minuto per ricollegarmi ad un altro degli eventi di questo festival, perché è bello pensare a un festival in cui gli eventi si concatenano. Allora, ieri sera alla Loggia del Lionello, non qui, c'era un'attivista curda del Kurdistan turco, in territorio turco, Havin Gunesser, non so se voi l'avete sentito, che ha ricordato come lo slogan Donna, Vita, Libertà è stato promosso da Öcalan, che come saprete è da 25 anni in carcere, e Öcalan aveva sottolineato come in una società oppressa e repressa sono in primo luogo le donne, le donne sono il primo gruppo sociale ad essere oppresso. E dunque diceva che le donne, ricordava come in curdo la parola donna e vita abbiano la stessa radice, e come significhi donna, vita, libertà, che le donne sono l'inizio della vita e la libertà di una società parte dalle donne. Il loro diritto alla vita e alla libertà diventa una lotta per il loro diritto, diventa una lotta per il diritto di tutti. Ho fatto notare a questa attivista curda che Donna, Vita e Libertà è stato lo slogan principale degli ultimi 6 mesi di proteste in Iran, anzi ormai 8 mesi di proteste in Iran. Lotte che sono state particolarmente diffuse e particolarmente duramente represse proprio in Kurdistan. E lei mi ha risposto, certo, il movimento in Iran è fatto di molti movimenti, ci sono molte componenti nel movimento di protesta in Iran e ci sono persone che in Iran hanno gridato lo slogan Donne, Vita e Libertà, facendolo proprio, ma appartengono anche a quegli stessi gruppi sociali, e Fari Bors ce ne parlerà meglio, che al tempo stesso negano i diritti dei curdi iraniani. Però non è un problema, perché se questo slogan dice è stato un po' scippato dalla causa curda, però al tempo stesso è potuto diventare universale e quindi non importa che qualcuno se ne appropri, perché l'importante è che questo passaggio passi. La libertà di una società nasce dalle donne che generano la vita e difendono i diritti e la libertà di tutti. Allora, Fari Bors, so che questo è un tema per te molto caro. Qual è il ruolo dunque delle genti kurde e dei curdi iraniani in queste proteste, nelle ultime proteste in Iran? La questione delle donne in Medio Oriente, nel mondo islamico, è una questione fondamentale. Io nel 2016 ho fatto una commedia intitolata Pizza e Datteri, ambientata a Venezia. Tra l'altro il protagonista era un attore friulano, Giuseppe Battiston, che faceva il ruolo di un veneziano convertito all'Islam ed era più fanatico di tutti i musulmani. Il film era una commedia che è stata fatta durante la guerra in Medio Oriente, quando c'erano gli attacchi dell'ISIS. L'Islam politico, nella sua versione più aggressiva, stava attaccando quel mosaico etnico-religioso che abbiamo in Medio Oriente, ovviamente guidata e manipolata da poteri regionali come Iran, Turchia, Saudi Arabia, Qatar e anche poteri internazionali. Ma era un invito, quel film cercava di invitare la comunità islamica a trovare una soluzione, fare un passaggio verso un Islam moderno, un Islam che
non mette in conflitto la fede con il modernismo, è una ricerca per trovare un linguaggio moderno dell'Islam, quello che è successo in Europa 400 anni fa. Penso che è arrivato anche il momento che deve succedere pure nel mondo islamico, trovare una lettura più moderata, lettura moderna dell'Islam. E la visione cioè, le scuse che ho trovato per raccontare, per fare questo invito ai miei spettatori, era la questione delle donne. Nel film veniva raccontato la piccola comunità islamica di Venezia e le donne che non obbedivano più ai loro mariti. Questa è una questione che all'epoca, quando è uscito il film, mi hanno accusato tanto, dicevano allora con tutti i problemi che c'è nel mondo islamico tu pensi che questione del velo, questione della libertà delle donne è una questione fondamentale? Io rispondevo sempre di sì, perché quello che abbiamo vissuto, io come un curdo iraniano sono cresciuto in Iran e ho visto la forza femminile, le donne sono il motore del cambiamento. Al contrario del resto del mondo islamico, nell'Iran le donne hanno avuto un'opportunità. Nel 1905 c'è stata una rivoluzione costituzionale che ha dato la libertà alle donne di poter uscire dalla casa. Nel 79, quando Khomeini ha cercato di, come prima cosa che ha fatto, portare donne, staccare, separare le donne dalla società, portarli, chiuderli dentro casa, sono state le donne iraniane che hanno sfidato il regime di Khomeini. Donne kurde hanno un ruolo principale perché in Kurdistan, al contrario del resto dell'Iran, abbiamo una tradizione politica molto profonda. Ci sono partiti che sono radicati nella società kurde e sono partiti che già, seguendo anche quella citazione che ha fatto di Abdullah Öcalan, hanno cercato di partire dalla libertà delle donne. Una società non sarà mai liberata finché le donne di quella società non sono libere. Quindi le donne iraniane, come abbiamo visto anche in quest'ultima vicenda dell'anno scorso, sono stati fondamentali, ispirati dalle donne kurde. Ma qua volevo dire che la rivoluzione iraniana, secondo me, non è una rivoluzione delle donne. Le donne sono stati elemento fondamentale per presentare questa rivoluzione al mondo, farla conoscere al mondo, ma la rivoluzione è stata fatta dalla periferia, da diverse etnie, da diversi gruppi linguistici e religiosi che vivono nella periferia iraniana contro il potere centrale. E le donne erano, per la prima volta nella storia iraniana, elemento che ha unito questa protesta della periferia contro il centro. E questo è stato un evento molto importante perché negli ultimi 100 anni, ogni volta che le grandi periferie nell'Iran, 6 etnie che vivono dentro l'Iran, hanno cercato di protestare, ribaltare questa dinamica disegnata e sostenuta dai poteri colonialisti negli ultimi 100 anni, le donne iraniane hanno creato un dialogo, hanno creato un legame tra periferia e il centro. Per questo è stato un evento molto importante, ma ridurre tutto a dire che è stata una rivoluzione delle donne è molto diminutivo. Che ultimamente anche il regime una parte dell'opposizione all'estero, diciamo destra iraniana, e una parte del regime che sta già cercando di trovare una soluzione per la situazione, per la prossima ondata della rivoluzione e l'eventuale caduta del regime, sta puntando tanto su questo elemento della libertà delle donne come l'unica richiesta della società iraniana, in tal modo che avranno la possibilità di cambiare la bandiera tramite personaggi abbastanza accettabili per il mondo occidentale, dare alcune libertà alle donne iraniane che poter uscire senza il velo o andare in discoteca e poter uscire e avere una vita più o meno normale come quella occidentale e così chiudere la questione. Ma la questione in Iran, non solo in Iran ma in tutto il Medio Oriente, è ben altra cosa. Come sapete esistevano tre imperi grandi nel Medio Oriente, quello russo, quello iraniano e quello ottomano. Questi tre imperi alla fine della prima guerra mondiale sono crollati e c'è stato un piano colonialista
per ridisegnare il mappa di Medio Oriente. Russia a parte ha una storia a parte, ma quella iraniana e quella turca sono stati tolti una forma che hanno avuto, era una forma di federalismo, e sono stati creati stati-nazioni. In Iran, tramite un colpo, tutti i risultati della rivoluzione costituzionale è stato annullato. Stati Uniti dell'Iran è diventato l'Iran, Stato centrale dell'Iran. La stessa cosa è stato successo dopo il crollo dell'impero ottomano. 25 paesi sono stati creati artificialmente, senza avere nessun legame con le etnie, con i popoli che abitavano in quell'area geografica del mondo, e sono costruiti 25 stati-nazioni che rappresentavano solo una lingua, una bandiera e un'identità, dentro confini che non erano omologati, c'erano diverse etnie, diverse identità dentro questi confini. E la creazione dello Stato-nazione ha creato solo disastri. Vediamo la situazione in Afghanistan, un paese che esiste solo per occidentali. Dentro Afghanistan ci sono 3 etnie che non c'entrano niente e sono stati costretti di mettere insieme dentro questo confine. La stessa cosa in Iraq, la stessa cosa in Siria e tanti altri paesi. In Iran c'è la stessa realtà. Esistono 6 nazioni dentro, che una volta erano Nazioni Unite dell'Iran e oggi sono Iran, solo una bandiera, guidata da un'ideologia basata sul nazionalismo persiano e i fondamenti dell'ideologia dell'Islam sciita, e queste hanno 2 identità che dominano questo paese. E chiunque altro che non è fuori da queste 2 caratteristiche, cioè non è persiano e non è sciita, va considerato, va praticamente considerato come cittadini della classe del seconda o terza classe. Quindi la rivoluzione iraniana è stata un tentativo di ribaltare questo sistema. Cittadini del terzo o quarta classe hanno cercato di avere una voce in campo e le donne sono stati gli elementi che hanno unito le richieste del centro a quelle delle periferie. Hai parlato della rivoluzione, stai parlando delle ultime proteste in questo momento? Perché Sì, dobbiamo sto parlando dal momento che la parola rivoluzione l'abbiamo vista applicata sia giustamente al 1905-1906, no? Da cui è iniziato questo movimento democratico di cui parlavi. Poi abbiamo avuto nel 1979 la rivoluzione islamica, poi quest'ultimo movimento che si autodefinisce rivoluzione, che sicuramente ha una forte componente di rottura rivoluzionaria, una forte, come dire, esprime la forte esigenza di un cambiamento radicale, ma che purtroppo non ha ancora assunto le dimensioni, non ha la massa critica di una rivoluzione. Quindi però è significativo come questa parola ricorra nella storia iraniana, come secondo Fari Borza anche ricorre, permane, continua latente negli ultimi 100 anni questa tensione perenne tra le periferie. Per avere una società equa, democratica, che dura 100 anni e almeno 3 volte è stato scippato. Anche oggi vediamo c'è un tentativo di scippare questa ultima rivoluzione tramite un piano internazionale e personaggi vicini che rappresentano nazionalismo persiano e rappresentano egemonia della religione sciita in Iran, quella minoranza che esiste nell'Iran. Quindi parleremo magari di questo in una seconda fase, chi sta cercando di scippare questo movimento. Io passerei la parola ad Alberto Negri, che so che anche lui voleva soffermarsi sul tema dei curdi iraniani e non solo, e magari aprire la prospettiva del nostro discorso in un ambito geopolitico un po' più ampio. Buon pomeriggio a tutti, grazie per questo invito, saluto tutti i relatori e tutto il pubblico presente. Volevo cominciare soprattutto con una notizia, visto che le notizie latitano ormai sui nostri giornali, sui nostri media. La notizia è che l'11 maggio, cioè la prossima settimana, verrà inaugurato a Erbil il Museo della Storia, della Civiltà e della Cultura curda, un museo molto grosso alle basi della cittadella di Erbil,
diviso in 4 grandi blocchi a rappresentare i curdi iracheni, i curdi turchi, i curdi iraniani e i curdi siriani. Insomma, anche simbolicamente si presenta in questo modo, cioè vuole dare, come dire, una panoramica sulla cultura di un paese, di un popolo, il cui Stato non c'è, come ci sono purtroppo molti popoli che in Medio Oriente non hanno una nazione, ne conoscete diversi, tra questa la Palestina, non ha uno Stato, il popolo Sahrawi nell'ex Sahara spagnolo, cioè in realtà, come diceva prima Paribos, le spartizioni coloniali dopo il crollo degli imperi hanno lasciato, come dire, interi popoli separati o addirittura anche peggio, divisi da una parte a un'altra, tra uno Stato e un altro, no? Quando c'è stata l'attacco dell'ISIS nel nord della Siria, da una parte si andava a Kobane passando attraverso un reticolato dalla parte della città turca di Surush, solo che Surush sono imparentati con quelli di Kobane, ma là dalla parte di Surush c'è la Turchia, dall'altra parte c'erano i curdi che lottavano strenuamente contro il califato che aveva la bandiera a 400 metri, bandiera nera a 400 metri di distanza. Quando i curdi passavano dalla parte turca, trovavano la polizia o i militari curdi turchi che li bastonavano, no? Perché questa poi alla fine è la tragica realtà di molti di questi popoli, come il popolo curdo. Però mi premeva appunto di darvi questa notizia perché è la prima volta che si raggiunge, come dire, la possibilità di avere un grande museo curdo che in qualche modo cerca di raccontare la storia di un popolo che ha 6.000 anni, cioè quando c'era l'impero romano i curdi già esistevano da 4.000 anni. Quindi in qualche modo c'è questo tentativo, come dire, di tenere insieme la storia di un popolo diviso. Certo, la geopolitica entra decisamente con mani e piedi nella situazione in cui siamo adesso in Medio Oriente. Prima di tutto c'è una guerra in Europa che sta influenzando anche la situazione medio orientale, no? In modo a volte molto evidente, no? Cioè, pensate soltanto al fatto che per esportare il grano della Russia e dell'Ucraina, che insieme rappresentano il 12% delle calorie mondiali, quindi non indifferente, bisogna arrivare ogni 3-4 mesi a un accordo per poter poi dar da mangiare a popoli come quello egiziano, come quello tunisino, come quello libanese e via discorrendo. Cioè questa guerra mette in forte crisi già dal punto di vista alimentare una buona parte del Nord Africa e del Medio Oriente, cosa che magari spesso ci dimentichiamo o ci ricordiamo soltanto quando vediamo arrivare i migranti sul mare. E poi ci sono chiaramente delle forti, come dire, scossoni geopolitici. Molto spesso viene detto che questa guerra in Ucraina non è una guerra soltanto contro la Russia, che probabilmente uscirà, come dire, esausta da questo conflitto, ma contro l'altra vera grande potenza emersa, che è la Cina, no? Perché? Perché semplicemente i cinesi hanno un'economia, la seconda economia mondiale dopo quella americana ed europea, e oggi hanno un'influenza sul Medio Oriente e sul Nord Africa e sull'Africa non indifferente, sia dal punto di vista economico che dal punto di vista finanziario. Le conseguenze di questo conflitto le abbiamo viste in maniera palese, per esempio negli accordi che ci sono stati adesso tra l'Iran e l'Arabia Saudita. L'Arabia Saudita è un paese che ha 320 milioni di dollari di interscambio con la Cina, praticamente è il maggiore fornitore di petrolio. Poi c'è anche l'Iran, che è un grande fornitore di petrolio dei cinesi, ed è evidente che mentre
l'Occidente, l'Europa e il mondo occidentale perdono terreno economico, altri guadagnano terreno economico e anche ovviamente influenza politica, no? Lo abbiamo visto anche nel fatto che per esempio la Siria, dopo oltre 12 anni di terrificante guerra civile, viene adesso ripresa del grembo del mondo arabo, no? Con le visite a Damasco e quelle del governo siriano in Arabia Saudita, cioè si stanno in qualche modo delineando nuovi equilibri dettati dal fatto che le potenze che avevano influenza in quella regione oggi ne hanno sempre di meno, in particolare gli europei. Questo mi sembra chiaro e non avviene da oggi. Purtroppo, e questo bisogna sottolinearlo, l'Unione Europea avrebbe potuto fare molto di più. Ha fatto qualcosa, non è che non sia stato fatto, però certamente non è diventato una protagonista dell'area mediorientale e del Nord Africa e del Mediterraneo, e avrebbe dovuto diventarlo, perché comunque l'Unione Europea porta dei valori democratici, porta dei valori di sviluppo della popolazione, porta dei valori di sviluppo per anche le politiche di genere, e l'Unione Europea in questo, diciamo pure, ha abbastanza fallito in quest'area del mondo. E questo nonostante proprio le popolazioni locali, tutte le volte in questi 30-40 anni che ho viaggiato da quelle parti, tutti mi dicessero: ma cosa fa l'Unione Europea? Interviene l'Unione Europea? E purtroppo non sapevi mai cosa dire, perché questa Unione Europea non si è mai dotata di una politica di difesa, neanche una politica estera comuni, e quindi è arrivata di fronte ai rivolgimenti attuali, come dire, scoperta. Tant'è vero che la posizione che è stata presa dall'Unione Europea nei confronti dell'Ucraina è una posizione sì europea, ma in realtà dettata dall'appartenenza alla NATO e all'Alleanza Atlantica. Non è specificamente europea. E l'Alleanza Atlantica, come tutti sapete bene, è guidata dagli Stati Uniti. Ecco perché di fronte a quello che è la situazione iraniana, intorno e dentro e intorno stanno mutando parecchi equilibri. Non è neppure esatto dire che, per esempio, gli americani si siano ritirati dal Medio Oriente, come si dice comunemente, perché il ritiro non è nei fatti. Abbiamo la quinta flotta in Bahrain, abbiamo un forte contingente militare americano in Qatar, abbiamo una presenza militare americana sul territorio in Iraq, l'abbiamo in Siria, nella provincia di Deir ez-Zor, dove ci sono i pozzi petroliferi. La Siria, per esempio, è emblematica di che cosa vuol dire la disgregazione che c'è stata in questi decenni in Medio Oriente. La Siria è ormai diventata una sorta di condominio militare, ci sono gli americani, ci sono i russi, ci sono i turchi, ci sono i pasdarani iraniani. Non dimentichiamo tra l'altro che un pezzo di Siria, il Golan, dal 1967 è occupato da Israele, e che Israele ogni giorno fa un raid contro gli iraniani in Siria, con l'approvazione peraltro tacita della Russia. Quindi vediamo che c'è un caleidoscopio anche che è fragile, perché gli equilibri che ci sono oggi sono equilibri molto fragili. Aspettiamo tutti di vedere, per esempio, come andranno a finire queste prossime elezioni il 14 di maggio in Turchia, ma noi sappiamo benissimo che questa è un'area ad alta instabilità. Pensate all'Iraq, che dal 2003, dopo la caduta di Saddam Hussein, fatica ancora a trovare un equilibrio e anche una propria indipendenza. Non se ne parla spesso, ma per esempio l'Iraq non ha il controllo delle proprie risorse economiche, energetiche e finanziarie. Pensate che ogni mese i soldi che vengono introitati dal petrolio iracheno vanno a finire nella Federal Reserve americana, che poi successivamente decide di ridistribuire al governo di Baghdad, che poi a sua volta, per esempio, ridistribuisce una parte
all'entità regionale del Kurdistan iracheno con capitale Erbil. Quindi capite bene quali sono i condizionamenti esterni che ci sono, condizionamenti esterni che vengono oggi ancora di più messi, come dire, in equilibrio instabile da quello che sta accadendo in Iran, ma anche da quello che potrebbe accadere tra la Siria, la Turchia e l'Iraq stesso. Prima, per esempio, Fariborz parlava giustamente del ruolo dei curdi dal punto di vista politico. Abbiamo accennato alla figura di Öcalan, che è un personaggio che ha un forte, come dire, ha avuto per tanto tempo una forte ideologia marxista che poi ha corretto, ma abbiamo per esempio un esperimento in corso che è quello del Rojava siriano, dove i curdi stanno tentando anche faticosamente di tenere insieme etnie, correnti settarie religiose diverse, cercando di dare alla donna un ruolo, come dire, di primo piano che di solito in Medio Oriente non c'è. Quindi un esperimento molto avanzato, quello del Rojava curdo, e di cui però parliamo molto poco, anche perché magari crea anche un po' di fastidio in quelli che sono gli equilibri internazionali, perché poi alla resa dei conti, no? Che cosa facciamo qua? Abbiamo rapporti con paesi che hanno delle gerarchie autocratiche, dove di democrazia non ce n'è, dove non c'è libertà, non solo per le donne, ma anche per gli uomini, perché non c'è libertà per tutti, non c'è libertà per nessuno. E c'è un punto fondamentale, cui accennava prima Luciana: non c'è informazione. Perché, per esempio, giustamente Luciana diceva, non riusciamo a capire bene cosa sta accadendo veramente in Iran, perché non abbiamo un'informazione indipendente dentro l'Iran che ci può dare delle notizie. E non ce l'abbiamo in tutto il Medio Oriente, in tutto il Nord Africa. Perché abbiamo delle informazioni indipendenti dell'Egitto? Ma manco i giornalisti occidentali in Egitto hanno il permesso di andare in giro, di fare interviste e via discorrendo. Purtroppo, questo è un punto, siamo nell'era dei social, dei network, di tutto, eccetera, abbiamo 1000 canali televisivi, ma poi quando a un certo punto ci approcciamo a una parte del mondo, dei nostri vicini di casa, l'informazione sparisce. Che cosa è successo in questi anni? Che l'informazione è sparita. Perché abbiamo tante informazioni sulla guerra in Ucraina, ma non sappiamo neppure esattamente quanto sono morti da una parte o dall'altra dei militari. Non abbiamo un'idea vaga, nonostante tutti i giorni ci sia reportage, martellamento di informazioni e via discorrendo. Anzi, di fronte alle notizie, molto spesso ci chiediamo, ma sarà vero? Ma sarà vero? Questa è una domanda che ci facciamo molto di più oggi di quanto non ce la facessimo prima. Ed è paradossale. È paradossale. Purtroppo anche su questo, quando affrontiamo anche, come dire, gli argomenti geopolitici, purtroppo ci dobbiamo rendere conto che forse ne sappiamo ancora meno di prima. Ne sappiamo ancora meno di prima. E questo è un po' quello che io ho notato, purtroppo con una certa amarezza anche in questi anni, in cui avremmo dovuto, come dire, per esempio per il caso dell'Iran, sarebbe piaciuto avere un'informazione indipendente per capire le dimensioni della protesta, per capire le dimensioni della repressione, per capire tutto quello che sta accadendo. Abbiamo dei lampi di informazione, ma non abbiamo un'informazione completa. E devo dire che come giornalista la vivo anche un po' come un fallimento, come dire, professionale, non personale ma professionale, perché oggi io sono ancora in grado, non sono in grado come prima di dare una informazione affidabile,
Chiedi un visto per l'Iran, non te lo danno. Chiedi di andare in Egitto, non ti danno i permessi per lavorare. In Tunisia, anche lì, attenzione, non crediate che sia così semplice. Cioè noi ci troviamo di fronte a un mondo vicino, i vicini di casa, di cui sappiamo ancora meno di quanto sapessimo 30 o 40 anni fa. E devo dire, questo non è un bel risultato per il nostro paese, per la nostra società. Alberto, grazie per aver sollevato e ricordato un tema a noi molto caro purtroppo, perché sia io che te che Farian abbiamo cercato di fare informazione sull'Iran in questi mesi e abbiamo incontrato proprio le difficoltà di cui tu parlavi, che hanno una serie di corresponsabili. Allora sicuramente il primo responsabile è sicuramente la Repubblica Islamica, che non rilascia i visti ai giornalisti stranieri e che arresta i giornalisti professionisti iraniani e che blocca internet per bloccare le proteste, ma anche per bloccare l'informazione che dall'Iran possa andare all'estero. Apre dunque un vuoto informativo e là dove c'è un vuoto c'è sempre qualcuno che va ad occuparlo. E so che questo è un tema che riguarderà a breve, anche magari nel suo prossimo intervento, anche Fari Borth, perché chi occupa quel vuoto di informazione? Lo occupa la diaspora, che è spesso una diaspora ostile alla Repubblica Islamica, altrimenti sarebbe, perché parlo di diaspora degli oppositori in esilio, oppure della diaspora di persone che sono venute all'estero per altri motivi, per motivi di studio e di lavoro, poi si sono trovati a fare delle cose, a dire delle cose, a partecipare a manifestazioni che impedisce loro magari di tornare in patria. Quindi è necessariamente una diaspora di opposizione. Che cosa fa questa diaspora? Raccoglie tutti i messaggi di cui appunto parlava Alberto, dei quali noi non riusciamo a risalire sempre ad una fonte, quindi dalla fonte scarsamente trasparente, li raccoglie e li convoglia fino a noi attraverso macchine informative veramente portentose, nel senso che abbiamo dei diffusori di notizie all'estero estremamente potenti, generalmente manovrati da chi ha un sacco di soldi e che spesso ha come obiettivo magari quello del cambio di regime, invece che non quello di cercare di illuminare il più possibile quello che accade nel frattempo nel Paese, perché non possiamo immaginare noi che nel Paese, all'interno del Paese, non ci sia un dibattito interno, anche all'interno della stessa opposizione, che poi sarà quella che dovrebbe fare il nuovo Iran, no? Quindi Fariborz, dopo sicuramente ti chiederò il ruolo della diaspora, non soltanto nell'informazione, ma soprattutto in quello che tu avevi accennato, no? Il rischio che qualcuno ci scippi, che qualcuno vi scippi la, virgolette, rivoluzione. È però il momento di dare la parola a Farian Sabai, che ha una triplice identità, nel senso che è scrittrice, che è storica e che è giornalista. Allora, oggi ci hai parlato del tuo libro, abbiamo presentato insieme i nostri libri e il tuo, come dire, introduce alla società iraniana proprio passando per le donne, per cui non si tratta soltanto delle donne di Teheran, ma di tutto un racconto della società iraniana, ma sei anche una storica. Quindi mi piacerebbe che tu affrontassi il tema delle donne, collegandosi a quanto si è appena detto, e anche un po' in una chiave anche storica, non soltanto contemporaneistica. Sì, grazie Luciana, grazie al Festival Vicino Lontano per questo invito, grazie a tutti voi che siete qui in questa bella giornata. Le donne iraniane non sono nella condizione delle donne dell'Afghanistan, le donne iraniane hanno avuto accesso alle aule dell'università insieme ai maschi nel 1937, quando Reza Shah Pahlavi inaugurò l'Università di Teheran. In quell'occasione ci fu l'opposizione da parte del clero sciita degli ulema, ma le donne comunque ebbero accesso all'Ateneo di Teheran. Si trattava ovviamente di donne di una minoranza,
Nel corso del Novecento le donne iraniane hanno acquisito maggiori diritti, era un femminismo calato dall'alto. Innanzitutto il diritto di voto concesso con il suffragio universale nel 1963 e poi ancora, sempre nello stesso anno, nell'ambito della stessa politica di modernizzazione, fu reso possibile diffondere l'alfabetizzazione in tutto il paese e anche nelle aree rurali attraverso un programma che si chiamava Esercito del Sapere. In pratica giovani uomini, dal 1969 anche giovani donne con un diploma di scuola superiore, iniziarono ad andare a fare il servizio militare per gli uomini, per le donne era un servizio di volontariato nelle zone rurali più sperdute del paese per insegnare a leggere e a scrivere alle bambine, ai bambini e alle donne e anche agli uomini. Di fatto questa alfabetizzazione appunto imposta dall'alto, voluta dalla monarchia, permise una diffusione della scolarizzazione in tutto il paese. Oggi in Iran 2 matricole su 3 e 2 laureati su 3 sono donne, soltanto l'8% della popolazione universitaria in Iran sceglie materie umanistiche, tutti gli altri scelgono le cosiddette materie stecche, materie scientifiche. Tra le facoltà più gettonate dalle ragazze ci sono medicina, farmacia, odontoiatria, sono facoltà in cui nel secondo mandato il presidente ultraradicale Mahmoud Ahmadinejad aveva inserito le quote azzurre per dare uguali opportunità ai maschi, proprio perché le ragazze iraniane sanno che l'istruzione universitaria è motore di emancipazione dalle proprie famiglie innanzitutto, poi anche nel confronto di un eventuale marito, e quindi si preparano così bene ai test di ammissione che esistono da sempre in Iran, che appunto riescono ad accaparrarsi la maggior parte dei posti di lavoro. Oggi, ma anche già nel Novecento, le donne facevano le scrittrici, registe. La decana della letteratura persiana femminile è stata Simin Daneshvar, che ha pubblicato nel 1969 il suo primo romanzo che ha protagonista una donna, Zari, che in quell'Iran occupato dagli inglesi durante la seconda guerra mondiale deve seppellire il marito Youssef, che muore appunto negli scontri con le truppe inglesi, ma le autorità le impongono di seppellirlo di notte perché quel lamento funebre potrebbe dare vita a una vera e propria protesta, un po' come è successo di fatto il 16 settembre con la morte di Mahsa Amini. Le donne iraniane sono registe. La decana del cinema femminile è Rakhshan Bani Etemad, che ha preso posizione anche durante le proteste. Quella iraniana è una società matura, una società in cui però le donne iraniane valgono dal punto di vista giuridico la metà, perché la testimonianza di una donna in tribunale vale la metà. L'eredità che spetta a una figlia femmina è una quota del 50% rispetto al fratello, e ancora il rimborso, la cifra, il prezzo del sangue che viene dato a una donna che viene ferita e vittima di violenza o alla sua famiglia in caso di femminicidio è del 50% rispetto a quando essere ucciso è invece un uomo. In termini molto pratici, se c'è stato un caso che è uscito anche sulla stampa iraniana tempo fa, di una bambina che era stata vittima di stupro, di violenza, è stata uccisa da un pedofilo, il colpevole era stato catturato, la famiglia aveva chiesto l'applicazione della legge del taglione, perché sì, a certe latitudini esiste ancora la legge del taglione, ma il giudice aveva imposto alla famiglia della bambina uccisa il pagamento di una somma di denaro alla famiglia dell'assassino. Perché? Perché quel corpo di donna valeva la metà di un corpo di uomo. Ancora, se l'uomo può ripudiare la donna, per la donna può chiedere il divorzio, ma soltanto a certe condizioni, e sempre occorre necessario adire le vie legali, e avere la custodia dei figli non è così immediato. Secondo il diritto Jaffarita in vigore in Iran, in caso di divorzio dei genitori, il bambino maschio va alla famiglia del padre a partire dai 2 anni e la bambina a partire dai 7. Oggi in realtà, grazie al lavoro delle attiviste e degli attivisti, in Iran vige il principio di competenza, per cui la donna, la madre, può adire le vie legali e chiedere al giudice di applicare il principio di competenza. Io ho memoria degli anni 70 e di come all'interno della stessa famiglia di mio padre i miei cugini non avessero avuto più la possibilità di incontrare
incontrare la propria madre perché appunto il padre l'aveva ripudiata. E poi ancora le donne iraniane hanno l'obbligo del velo e l'obbligo di chiedere il permesso scritto del marito per espatriare. Col tempo dello Shah per tanto tempo era obbligatorio chiedere il permesso per ogni singolo viaggio che la donna avrebbe dovuto fare, mentre invece oggi è necessario soltanto uno. Parlava poco fa, Alberto Negri, dell'informazione. Ecco, molta dell'informazione che è stata fatta in questi mesi sull'Iran è arrivata in Occidente grazie a Iran International, un emittente dei sauditi con sede a Londra, dove poi l'emittente ha dovuto chiudere a causa delle minacce del regime iraniano, e con sede anche a Washington DC negli Stati Uniti. Ecco, l'impressione da analista che ho avuto è che da una parte l'Arabia Saudita abbia spinto le proteste in Iran, ma a un certo punto si sia reso conto che le proteste in Iran avrebbero potuto avere un esito positivo e a quel punto si sarebbe potuto scatenare un effetto domino, come era successo nel 2011 con le primavere arabe. A quel punto in realtà ai sauditi la cosa non andava più bene, perché un effetto domino con diritti garantiti alle donne iraniane, una democrazia in Iran non fa il gioco di questi che sono in realtà dei regimi non meno autoritari di quello iraniano. Quindi l'accordo voluto l'11 marzo tra l'Arabia Saudita e l'Iran, sponsorizzato dalla Cina, va anche letto in questa chiave. Di fatto sì, come ricordavi tu Alberto, gli americani non si sono ritirati dalla regione, c'è una presenza militare importante, ma Cinzia Bianco e Matteo Legrenzi in un ultimo libro recentissimo pubblicato dal Mulino parlano proprio di vuoto strategico lasciato dagli Stati Uniti. Gli Stati Uniti si sono in parte disimpegnati da questo Medio Oriente, pensiamo al ritiro dall'Afghanistan a metà agosto del 2021, e di fatto in questo vuoto strategico sono infilati la Cina e le monarchie saudite del Golfo. Il problema grosso per l'Italia è questa miopia, questa incapacità di stare dentro al Medio Oriente, al Nord Africa, pensiamo anche alla Libia, con un po' di coerenza, cioè di fatto oggi anche da parte dell'Europa c'è l'incapacità di prendere posizione anche a favore dei diritti umani proprio perché non c'è di fatto nessuna leva. Luciana, mi chiedevi ancora qualche parola sulle donne in chiave storica. Le donne iraniane hanno sempre avuto un ruolo nel rivendicare i diritti, ovviamente si è trattato a lungo di donne che appartenevano a un'elite, e un esempio è dato dal 1890, quando le donne, sì, 1890-92 con il boicottaggio del tabacco, quando a un certo punto le donne dell'Arab reale prendono posizione contro il loro sovrano, siamo ancora al tempo della dinastia Qajar con Nassereddin Shah, e convincono il loro re a ritirare una concessione, era la concessione del tabacco. Faccio una premessa, il sovrano di allora era un sovrano che aveva regnato per 50 anni lunari, dal 1848 al 1896. Nel 1873 decide di fare il primo viaggio all'estero, va a Mosca, da Mosca arriva nelle capitali europee, arriva anche a Torino, arriva a Milano, e ovviamente questi viaggi hanno un costo, ma l'Iran è un paese molto frammentato, diventerà Stato-nazione soltanto con i Pahlavi, e c'è proprio l'incapacità da parte di quella dinastia, che è una dinastia tribale, di tenere sotto controllo questo Iran che è fatto di popoli, di etnie, un mosaico. E allora a quel punto lo Shah, per finanziare i propri viaggi all'estero, ne farà ben 3. Cosa fa? Ma dà in concessione le riserve minerarie dell'Iran. Ancora non è stato scoperto il petrolio e gli iraniani non hanno le competenze per estrarre il petrolio e altri minerali. Ma nel 1890 darà anche in concessione il tabacco. Se non che il tabacco è coltivato dai contadini iraniani, è venduto dai mercanti iraniani, e questo dà avvio a una serie di scioperi, a una serie di proteste, lo sciopero del tabacco. Però appunto decisivo sarà l'impegno delle donne, in particolare c'è Al-Nisa
Nessa al-Daule, che è quella donna che comanda l'harem reale, una delle sue mogli, in realtà sarebbe soltanto una concubina sposata con un matrimonio a tempo, che a un certo punto fa rompere a tutte le altre spose le pipe ad acqua, che sono dei bellissimi oggetti. Al Museo d'Arte Orientale di Torino ci sono, immagino che ci siano anche da qualche parte qua, sono dei contenitori in porcellano di ceramica con la pipa d'acqua collegata, appunto perché non andavano ancora di moda le sigarette allora, e lo Shah, quando si reca nel suo harem per sollazzarsi, a un certo punto riceve un messaggio politico molto forte, e grazie alle donne dell'harem, ribadisco le donne di una elite, si renderà conto che deve ritirare la concessione del tabacco e compensare il cittadino britannico che invece l'aveva ottenuto. E così si forma il primo debito dell'Iran nei confronti di una potenza straniera. Ma ancora nel 1906 le donne parteciperanno alla rivoluzione costituzionale di cui ha parlato Fari Borza, una rivoluzione a cui partecipano 2.000-3.000 persone, di nuovo si tratta di donne di un'elite. E poi ancora nel 1979 le donne parteciperanno a quella rivoluzione, che non è una rivoluzione islamica come spesso vediamo scritto sui giornali, sui libri, è una rivoluzione tutta iraniana con tante anime diverse, perché ci sono le minoranze etniche, ci sono i Fedayeen, ci sono i Mujahideen del popolo, ci sono i membri del Tudeh, del Partito Comunista, ci sono gli allievi di Ali Shariati, che muore 2 anni prima della rivoluzione 79, probabilmente ucciso dal regime, muore di un attacco cardiaco a Londra a soli 44 anni. Ed è una rivoluzione, quella del 79, il cui prezzo è stato più alto, è stato pagato dalle donne iraniane ma dalla popolazione tutta. Una rivoluzione che è stata scippata dall'Ayatollah Khomeini e dai suoi seguaci, e oggi appunto, come dicevi tu Luciana poco fa, c'è il rischio pesantissimo che la rivoluzione, le proteste, ancora di rivoluzione non si può parlare, perché rivoluzione è quando c'è un vero cambiamento strutturale nella società, nell'economia, nella politica del paese, ecco, c'è il rischio che questa venga scippata. Faccio ancora solo 2 riferimenti. Uno è, mi ricollego a quello che diceva Fari Borza e tutto questo discorso delle frontiere, delle periferie. C'è un libro molto interessante di Firuzeh Kashani Sabet, pubblicato nel 2000, che si intitola Frontier Fictions, le finzioni, le storie di frontiera, che racconta proprio i modi in cui gli iraniani hanno visto i loro confini spesso in movimento, e hanno avuto un ruolo importante nella definizione della nazione. E poi un'ultimissima cosa, non dimentichiamo il lavoro scritto nel 2002, dopo l'11 settembre, di Bernard Lewis, lo storico orientalista britannico. Scrisse What Went Wrong with Islam, cosa è andato, il suicidio dell'Islam, in che cosa ha sbagliato la civiltà medio orientale. E Bernard Lewis imputava il ritardo del Medio Oriente proprio a questo ruolo in cui molto spesso sono relegate le donne. Se metà della popolazione non studia, metà della popolazione non lavora, è normale che poi questi paesi siano indietro. La balcanizzazione dell'Iran è un altro tema a cui bisogna fare attenzione, perché parliamo di cambio di regime. Uno dei rischi in realtà è la balcanizzazione dell'Iran, quindi la frammentazione dell'Iran, che è auspicata da Israele. C'è un articolo che tanti anni fa aveva pubblicato l'analista israeliano Eli Carmon su Panorama. Ecco, lui auspicava proprio questa balcanizzazione, questa divisione dell'Iran in piccoli stati-nazione su base etnica e religiosa, proprio perché in questo modo l'Iran, che è grande 5 volte e mezzo l'Italia e ha 86 milioni di abitanti, non possa più essere una minaccia per Israele, ma non solo, ma perché nessuno possa più rinfacciare a Israele di essere uno Stato-nazione su base etnico-religiosa. Grazie. Allora, grazie Farian per aver dato una profondità storica al tema delle donne. E adesso la parola la passiamo a Gianluca. Gianluca ha rappresentato visivamente
la lotta delle donne e degli uomini iraniani in questi ultimi 6 mesi. È qualcosa che lui è abituato a fare. E ha ritratto da molto tempo, infatti ha appena pubblicato e presentato anche qui vicino lontano il suo Human Rights Portraits fatta con Amnesty International, in cui vi sono anche alcuni disegni relativi a queste ultime proteste, in cui tu ritrai attivisti, attiviste che in Iran e anche all'estero. Un po' come hai fatto con Zaki, no? Tu hai dedicato un intero libro a Patrick Zaki, però qui avevi a che fare con un movimento collettivo, ancora una volta con persone che non conoscevi personalmente, ma con un movimento collettivo. Allora mi piacerebbe che tu ci raccontassi come e dove hanno girato i tuoi disegni, se sono arrivati anche in Iran e come tu hai vissuto il rapporto con questa rivoluzione così lontana e al tempo stesso così vicina. Sì, buonasera a tutti. Intanto se possiamo mettere i disegni, se ci sono disponibili, così capiamo di cosa parliamo. Sì, è iniziato comunque sempre con una persona sola questa storia, no? A settembre, quando io ho lavorato molto per la comunità curda turca e un attivista curdo mi segnalò la morte di Mahsa Amini. Infatti io la rappresentai poi proprio subito con i colori della bandiera curda, proprio come se fosse una loro quasi martire. Avevo messo il sole della bandiera come se fosse quasi un'aureola dietro di lei. Poi però subito dopo sono incominciate le proteste invece. Per me erano una sorpresa, non so, io non stavo seguendo in quel periodo la politica iraniana e quando ho visto tutte queste persone scendere nelle piazze, soprattutto le donne, ho incominciato a realizzare altri disegni, però non su persone ma sulle donne, quindi sul velo, sui capelli soprattutto, e contemporaneamente anche tantissimi altri artisti visivi nel mondo hanno iniziato a lavorare sulle immagini delle donne iraniane. Cioè, credo si possono fare ormai centinaia di libri di illustrazione sulla rappresentazione anche solo dei capelli delle donne iraniane, e anche da artiste iraniane, naturalmente tutti artisti della diaspora, come dicevamo prima, cioè persone che vivono lontane dall'Iran. Per sicurezza anche possono fare questo, possono disegnare. E anch'io naturalmente, che apparentemente non c'entro niente con l'Iran, posso occuparmi di questi temi e senza avere delle paure. Posso creare dei piccoli, io li chiamo piccoli scudi per queste persone. Poi dopo un po' però la rivolta è cambiata, è diventata molto più violenta e si sono incominciate a essere le prime esecuzioni proprio capitali, alcune persone sono state uccise e quindi è cambiato tutto, e quindi altri argomenti che io solitamente tratto, quindi la pena di morte, la libertà di movimento, la libertà di espressione, si sono aggiunte, e quindi tutti i temi si sono messi insieme, quelli che io solitamente divido. Questo succede quando mi occupo delle rivolte. Mi era successo con Occupy Gezi a Istanbul, con Piazza Tahrir al Cairo, e l'ultima forse era stata quella di Hong Kong, che avevo seguito moltissimo. E la cosa interessante per me è quando poi le persone prendono i miei disegni e li portano con loro, li portano nelle piazze, li portano nelle manifestazioni, li appendono in casa semplicemente, oppure li usano proprio come se fossero degli strumenti di lotta, anche quelli. Quindi io li faccio da lontano, dalla mia scrivania, che può sembrare insolito, non sono molto coraggioso, si vede, non vado nei luoghi per raccontare, mi piace però aiutare le persone, accompagnarle in queste lotte, e devo dire che già ho anche grandissime soddisfazioni, naturalmente, sono molto amato anche dalla comunità iraniana italiana, soprattutto quella bolognese, di cui ho avuto anche tantissimi studenti in accademia, con i quali anche mi confrontavo, mi facevo aiutare, perché non è sempre facile comunicare con l'immagine in paesi lontani. Ogni paese ha un po' il suo modo di essere rappresentato, il suo modo di rappresentarsi, quindi è importante non fare errori banali. Naturalmente per me comunque la situazione curda è
era fondamentale comunque in questo racconto, perché era nata da lì, ma anche quella dei Baluchi era importante, che non conosco così bene come quella curda, ma in questo caso mi sembra che ci siano state grandissime manifestazioni anche dalla loro parte, soprattutto tante vittime dalla loro parte, perché essendo proprio, come diceva prima, le periferie sono anche quelle che in verità hanno pagato ancora di più che il centro di Teheran, con la morte, con la violenza estrema, no? E poi ci sono anche i bambini. Questa è veramente la cosa più terribile di questa rivolta. Questi bambini anche uccisi anche solo, a volte casualmente, a volte non si sa, volontariamente, però 5-6 anni, veramente a volte difficile anche disegnarli, no? Disegnare un bambino morto fa muovere un po' dentro mentre si lavora. E, per esempio in Accademia a Bologna abbiamo fatto una performance, una notte con tutti gli artisti, i ragazzi iraniani e i ragazzi italiani, in cui venivano letti tutti i nomi delle persone morte e a un certo punto venivano letti anche i nomi dei bambini morti e veniva dato un mio disegno in regalo agli spettatori dei bambini che avete visto con le ali, che avete visto qui dietro. Ecco, quelli ci dovrebbe far capire di quanto è terribile questa, forse non è ancora una rivoluzione, però questo movimento popolare come viene soppresso da un regime, di quanto è violento, che è una cosa che ci riguarda comunque, anche se io vivo a Ravenna, vivo in una città di provincia, sto in un paradiso in confronto ad altri paesi del mondo, però non è così lontano l'Iran, cioè fa parte della nostra cultura in qualche modo, c'è sempre stata la Persia, non so come dire, nell'arte, l'immaginario dei registi, degli artisti, dei fotografi, degli attori, tutto quello che è l'arte è sempre fatto parte della mia vita in qualche modo. L'Iran fa parte del nostro immaginario, non solo quello dell'antichità archeologica, anche dell'Iran di adesso. Grazie anche al cinema. Sì. Gianluca, un'ultima cosa, abbiamo visto circolare le tue immagini nelle manifestazioni, nelle grandi manifestazioni che ci sono state in tutta Europa, però queste immagini non abbiamo potuto vederle nelle manifestazioni in Iran, mi dicevi, no? Per quale motivo? Ma sì, perché proprio nel momento forte della rivoluzione internet era una cosa molto labile in Iran, era molto difficile riuscire a scaricare immagini di alta definizione. Io ho avuto contatti anche con proprio quelli che, adesso non mi ricordo il nome, ma venivano chiamati i capi di piazza, non so, le guide della piazza, con alcuni giornalisti di Iran International che mi facevano da tramite con loro, che dicevano che proprio avevano difficoltà a poterli scaricare, che a noi sembra una cosa così banale, no? Possiamo farlo in questo secondo col telefono, e invece i regimi, quelli veri, quelli cattivi, sanno che il web è una nostra parte di vita, è una nostra quarta dimensione della nostra vita, e se ti viene tolta manca molto, manca anche, come diceva prima il giornalista, non abbiamo più una comunicazione, ma se ci tolgono anche quella non ci rimane più una comunicazione con l'esterno, se magari viviamo in Iran, non possiamo comunicare con tutti quelli fuori che ci possono dare altre notizie, noi non possiamo dire quello che succede. Ecco, se posso intervenire un attimo, non è che l'Occidente abbia fatto granché per aiutare l'Iran ad avere internet. Elon Musk ha messo a disposizione i suoi satelliti, ma dietro pagamento di un abbonamento che gli iraniani non possono pagare, uno perché costa una cifra esagerata e l'altro motivo è che l'Iran, a causa delle sanzioni internazionali, anche finanziarie, non ha accesso a SWIFT. Infatti Elon Musk ha fatto lo stesso giochino anche con l'Ucraina, con la storia dei satelliti, per in verità fare degli introiti economici e basta. Sì. Va bene, allora manca circa mezz'ora alla fine del nostro incontro. Allora abbiamo una domanda in sospeso con Fariboz, poi a me farebbe piacere che magari se qualcuno di noi, di voi, compreso Alberto, voglia di aggiungere qualche cosa, molto rapido, perché poi vorrei lasciare una quindicina di minuti almeno per le domande del pubblico, se non di più, oppure possiamo dialogare semplicemente col pubblico. Forse deve andare via. Alberto? Provate a girarvi delle vostre spalle, siete sul palco, cosa c'è scritto là sopra? Provate a girarvi. Dove? Regeni, caso Regeni.
Ah, certo, sì, quella no, da scritta qua non lo gialla. vedo. Ecco, quello è l'elefante che vi portate nella stanza. Noi. Noi, tutti noi, Sì, certo. tutti noi. A proposito dei tanti danneggiamenti che vengono fatti da presunti studiosi sul disimpegno americano, l'Egitto prende 1 miliardo e 300 milioni l'anno di aiuti militari diretti dagli Stati Uniti. L'Italia ha contratti per 10 miliardi di dollari, contratti militari con l'Egitto. Pretendiamo di avere la verità per il caso Regeni dopo che li riempiamo di armi? Ci sono delle sentenze dei giudici italiani che fanno il nome di quelli che hanno ammazzato Regeni. Non abbiamo nessuna leva, non solo non abbiamo nessuna leva, ma noi rafforziamo questi regimi. Abbiamo fatto le sanzioni alla Russia giustamente per l'Ucraina. Avete visto una sanzione per Israele che occupa i territori dei palestinesi da decenni? Io non me ne ricordo una. Non me ne ricordo una. E al prossimo bombardamento americano, visto che si stanno allenando da mesi per bombardare l'Iran, Israele e gli Stati Uniti, questo lo sanno tutti i servizi europei di intelligence, al prossimo vedremo quale sarà il vero disimpegno degli Stati Uniti. Diciamo che c'è un disimpegno ad andare sul terreno, ma non a condizionare la vita di questi popoli. E noi stessi siamo i complici di questo condizionamento, come giustamente prima ricordava Fariano. Elon Musk mette i satelliti là e il conto chi lo paga? Il Pentagono. Per l'Iran non siamo disposti neanche a versare €1, questa è la verità. Hai ragione, soprattutto in Iran hanno tanto detto che avremmo dovuto aiutare gli operai che non potevano scendere in sciopero, no? In Iran, costruendo un fondo a loro favore per aiutarli a sostenere la famiglia se scioperavano, ma questo fondo ancora non si è visto perché le sanzioni internazionali bloccano le transazioni finanziarie. Esattamente. E quindi non possono arrivare in Iran a meno che non li facciamo passare, come dire, farli superare le montagne del Kurdistan iracheno, del Kurdistan, e qui torniamo, dove sappiamo passano tante merci e quindi chissà, possono passare banconote, dollari. Allora, Fariborz, c'è qualcuno che sta cercando di scippare anche questa rivoluzione? Sì, io prima volevo precisare 2 punti. Uno che in Iran sono state tante rivolte negli ultimi decenni, ma questa volta si trattava di una rivoluzione, perché per la prima volta gente hanno unito le loro richieste. Non era una richiesta economica come nelle rivolte precedenti, non riguardava solo ad un gruppo, di un cluster sociale, di un gruppo etnico come è stato nel passato, non riguardava solo i diritti delle donne. Per la prima volta gente sono scesi in strada sotto un slogan molto inclusiva per unire tutte queste richieste, quelle dei pensionati, quelle degli insegnanti, quelli dei giovani, quelle delle donne, quelle delle etnie, quelle degli omosessuali, quelli che lottano per l'ambiente. Quindi una cosa così vasta, un movimento così vasto che dura per più di 6 mesi non può essere una rivolta. A mio parere si tratta di una rivoluzione che al momento è stata sospesa perché ci sono tanti interessi internazionali. Di una parte della diaspora iraniana, diciamo la destra iraniana, cerca di riportare, attivare la dinamica che Khomeini ha fatto nel 79, limitare tutto in un personaggio che sarebbe il principe ereditario Reza Pahlavi e scippare la rivoluzione un'altra volta, in collaborazione con una parte del regime che già sta progettando un cambiamento superficiale, perché questa rivoluzione ripartirà sicuramente. I 2 motori della rivoluzione, gli studenti di sinistra nel centro e tutti i popoli che vivono nella periferia, sono rallentati perché hanno sentito
la stessa minaccia che c'era nel 79 di essere scippato da questa rivoluzione. Al momento che la situazione verrà chiarita, la rivoluzione ripartirà, perché la situazione è molto più disastrosa di prima. Anche negli ultimi 6 mesi l'economia è crollata di più, il regime è diventato ancora più aggressivo. Un altro punto che volevo sottolineare è la balcanizzazione dell'Iran. Questa è una cosa che il regime gioca tanto per spaventare i popoli iraniani. In Iran nessuno ha chiesto di creare nazioni, piccole nazioni. Nessun partito, né curdo, né arabo, né baluci, né azeri hanno chiesto la separazione. La richiesta è la democrazia, perché i popoli iraniani hanno capito che solo tramite la democrazia possono ottenere i loro diritti fondamentali. Quindi il regime usa tanto questa cosa del spaventare gente del centro ogni volta che le etnie e i gruppi di periferia cercano di alzare la voce e chiedere le loro richieste. Questi erano 2 punti che volevo chiarire. Riguardo alla tua domanda, ovviamente c'è tanta manipolazione, come ha detto prima Farian. Ci sono mainstream, i canali diciamo, principali di notizie iraniana sono 2 principalmente, uno BBC persiano, uno Iran International. In entrambi i casi i dirigenti sono ex dirigenti del regime che sono scappati e andati all'estero. Il capo editore dell'Iran International è stato portavoce del presidente Khatami. Quindi sempre torniamo ad una parte del regime, cosiddetti riformisti, che cercano sempre di mantenere il potere nelle mani di quelle 2 gruppi nazionalisti persiani e diciamo religiosi sciiti. Ma il regime è molto attivo anche di lasciare anche una parte dei giornalisti simpatizzanti, quelli di sinistra, per l'odio verso l'America, ignorare tantissime caratteristiche del regime. Quello che il regime sta facendo viene molto spesso ignorato. Ovviamente il potere internazionale, l'America, l'Europa hanno grandi colpi, Saudi Arabia, ma il regime è che crea tutti questi problemi. E questo molto spesso viene dimenticato, non viene sottolineato, che se in Iran c'era un regime democratico, nessuno scendeva in strada, nessuno faceva le manifestazioni. Alberto, posso chiederti una cosa? Ancora una volta è il giornalismo che è chiamato in causa. C'è forse un giornalismo di sinistra che sta ostacolando la rivoluzione in Iran? Cosa pensi tu? Giornalismo di sinistra? Non è che ci sia un gran giornalismo. Qui, tanto per la verità, non mi sembra che ci sia tanta informazione né a destra né a sinistra né a centro. Ma non credo che abbia un'influenza di nessun genere, non riesce neanche a influenzare, se c'è un giornalismo di sinistra, quello che succede qua in Italia, figuriamoci in Iran. Non riusciamo a ottenere, nonostante tutte le campagne che ci sono state, un minimo di verità su Regeni, che a me sembra molto più importante per noi di altre cose che perché ci riguarda direttamente, perché ci sono sentenze del Tribunale di Roma. Cioè, tendiamoci bene, quando parliamo a favore dei diritti altrui, cerchiamo di affermare perlomeno anche i nostri diritti, per un rispetto anche alle nostre leggi. Almeno questo. Cerchiamo di non cadere nei paradossi, no? Nei paradossi come quelli di Israele e della Palestina. Questi sono paradossi che durano da decenni. A me quello io lo vedo, ma basta pensare come prima Fariborz, tra l'altro, ha fatto un bellissimo film sulla distruzione di Cisre. Cisre non sta chissà dove, Cisre è una città della Turchia che è stata rasa al suolo dall'esercito di un paese della NATO che si chiama Turchia e di cui noi tolleriamo tutti i giorni le violazioni sui diritti umani che fanno nei confronti dei curdi. Tutti i giorni lo tolleriamo.
tolleriamo questo. Ma purtroppo quante notizie troviamo su questo sui giornali? Televisione quasi niente, un pochino sui giornali e poco altro. Cioè, la realtà vera è che questo, che noi tolleriamo dentro casa nostra la violazione dei diritti umani. Il caso della Turchia lo trovo emblematico da questo punto di vista, un paese della NATO che avrà bombardato i curdi 150 volte negli ultimi anni, e nessuno si è alzato a dire una parola contro. Nessuno ha preso una misura contro questo. Vi ricordate quando nel 2019 i turchi bombardarono i curdi? Ve lo ricordate, no? Che c'era un ministro degli esteri nostro che a un certo punto fa: ma dovremmo trovare il modo di fare sanzioni alla Turchia. Ma che sanzioni? Continuiamo allegramente a vendere armi alla Turchia, all'Egitto, tutti questi paesi qua, senza fare un minimo di protesta. Non vedo una protesta. Giusto protestare per i diritti degli iraniani, ma cerchiamo anche di intervenire sulle cose che ci riguardano direttamente, su quelle su cui non possiamo incidere direttamente. Chi l'ha detto che dobbiamo vendere le armi ad al-Sisi? Chi l'ha detto che dobbiamo vendere le armi a Erdogan? Cominciamo da quello, sulle cose che noi possiamo fare qui, non aspettando altri che decidano per noi. Sì, tra l'altro la questione delle armi. Posso, Luciana? La repressione messa in atto dal regime iraniano contro la popolazione, in prima linea ci sono 500.000 poliziotti iraniani che sono armati dalla Turchia, nel senso che i fucili usati dai poliziotti iraniani sono fatti in Turchia e i proiettili sono in realtà di un'azienda di Livorno. Quindi questo è uno dei fatti che è stato evidenziato dagli attivisti. E in questo caso la vendita non viene fatta direttamente dall'Italia all'Iran perché ci sono le sanzioni internazionali, ma viene triangolato tutto attraverso la Turchia. Io mi permetto, allora fra un minuto diamo la parola al pubblico, forse è necessaria un'aggiunta di informazione in merito a quello che diceva Fari Borsa. A un certo punto hai citato il principe erede Reza Pahlavi, no? Posso intervenire? Sì, volevo semplicemente dire che Reza Pahlavi è una delle figure di maggior rilievo di questa famosa diaspora all'estero, che prima abbiamo visto raggruppata in alcune personalità un po' politiche, per esempio di carattere più politico, come può essere Masih Alinejad, e alcune più legate al mondo dello spettacolo, no? Adesso in realtà questa opposizione all'estero, che ha fatto anche una sorta di carta base dei diritti per un Iran democratico del futuro, questa opposizione questa coalizione si è un po' dileguata, no? Si è sciolta, se ne sono andati tutti, credo che siano rimasti ma anche il principe se n'è andato, anche il principe erede che va in giro per l'Italia e per l'Europa ancora facendosi chiamare Sua Altezza, fra l'altro, anche è andato a Roma. Quindi praticamente quello che diceva Fari Borsa, se abbiamo capito, è che proprio questa figura del principe, che godendo di una monarchia, di un certo consenso alla monarchia che ancora rimane fra certi nostalgici in Iran, potrebbe essere la figura chiave di una possibile restaurazione in Iran dopo un cambiamento di regime di là da venire, che proprio si impernia su di lui, che a sua volta, tu hai detto, già ha preso accordi o stia dialogando con la parte Una delle dialogante dei caratteristiche di Pasdaran. questa rivoluzione era di non avere un leadership preciso. Non c'era un partito, non c'era un'elite che guidava la popolazione. Dal momento che hanno cercato di inventare una guida, un'elite che poi sta all'estero, diciamo la diaspora iraniana, gran parte è classe media, mentre quelli che scendono in strada, sapendo che moriranno, sono quelli che non hanno niente da perdere. Sono i giovani di Kurdistan, di Baluchistan, di Khuzestan, di Azerbaijan, sono quelli che non hanno niente da perdere. E non vengono rappresentati questi che stanno in Europa, gente iraniani che stanno qua, sono di classe media, sono piccole borghesia, spesso hanno nostalgia per lo Shah, per il regime monarchico, quindi non rappresentano quelli che veramente stanno in Iran, non hanno una media, ovviamente questi hanno tribù,
tribuna di presentarsi, e loro in un attimo hanno sentito che è stata derubata la loro rivoluzione. I loro giovani stanno morendo, che qualcuno all'estero torna a fare il leader e presenta un'attrice o un giornalista o un principe, presenta persone che praticamente danno la vita per cambiare il sistema. Sì, la Carta della Solidarietà è stata presentata alla Georgetown University a Washington nel mese di febbraio e l'hanno sottoscritta appunto Reza Ciro Pahlavi, Masih Alinejad, di cui Gianluca ha fatto quel bellissimo ritratto, giornalista, attivista, promotrice della campagna contro il velo, il Nobel per la pace Shirin Ebadi, Ahmed Esmailion, che è il portavoce dell'Associazione delle vittime di quel volo ucraino che è stato abbattuto dai Pasaran l'8 gennaio del 2020, che però si è già ritirato da questa carta. Poi c'è Nazanin Boniadi, che è cittadina iraniana e britannica, attrice, e poi Abdullah Motadi, che è il leader del partito Comala del Ma si è Kurdistan presentato iraniano. diciamo, a titolo personale? A titolo personale, perché già questo ha creato un po' di scontri all'interno del Kurdistan iraniano. Quindi insomma già questa diaspora comunque che si organizza negli Stati Uniti, finanziata in qualche misura dalle varie fazioni iraniane e con tutta una serie di lotte anche interne, di mancanza di coesione, direi. Insomma, abbiamo capito che quello che succede in Iran non è necessariamente quello di cui abbiamo notizia qua. E vabbè, è un avvertimento, meglio saperlo, così tratteremo con più cautela la prossima volta che l'informazione che riguarda l'Iran. È arrivato il momento del pubblico, gli abbiamo anche rubato un paio di minuti. C'è qualcuno che vuole fare qualche domanda? C'è un po' vediamo un po' di mani, 1, 2, nella se fila potete interna. dire gentilmente il vostro nome, così almeno ci segniamo le domande. Tu devi vedere il mio film. Sì, non sapevo. Ok, mi scusi. E volevo chiedervi quale fosse adesso il ruolo dei partiti che si sono formati sotto il regime di Reza Pahlavi, il partito Tudeh, il partito di Mossadegh. E in secondo luogo, se togliendo le sanzioni attualmente presenti in Iran, la situazione economica cambierebbe, diciamo, dando una vita dignitosa, come si diceva prima, alle persone residenti là. Chi vuole rispondere? Io non ho capito le domande. In realtà anch'io ho capito pochissimo. Allora, che fine fa il partito Tudeh e il partito nazionalista di Mossadegh, e se togliendo le sanzioni gli iraniani avrebbero una vita dignitosa? No, io penso che sanzioni è vero che colpisce, non è un meccanismo che funziona, ma comunque il regime anche di quel poco che riesce a ricavare spende tutto per la polizia e per il suo esercito dei milizie Basij. Quindi anche negli anni che sanzioni non c'erano, gli iraniani non è che sono arricchiti o hanno avuto situazioni migliori. Come tutti i dittatori, anche durante Saddam, sappiamo sanzioni che c'erano contro Saddam, lui le utilizzava quelli per comprare ancora più fedeli. Quindi tra farlo e non farlo io sono a favore, penso che toglie più risorse da un regime sanguinario che spende anche quel poche risorse che ha a comprare fedeli, a arricchire il suo esercito e la sua polizia. Ecco, se posso aggiungere una cosa a quello che ha già detto Fari Borza, ho collaborato con lo studio Padovan di Milano sul regime sanzionatorio e la cosa importante che era venuta fuori all'indomani della firma dell'accordo nucleare, quello che aveva firmato Barack Obama negli Stati Uniti ma che il Congresso americano non ha mai ratificato, è che il regime sanzionatorio statunitense è così complicato che non lo si riesce a smontare, quindi anche volendo togliere il regime sanzionatorio è veramente una cosa estremamente complessa. Detto questo, il regime iraniano
intriso di corruzione, di mala gestione della cosa pubblica e di arricchimenti indebiti da parte di vari personaggi. Quindi si è creato un enorme divario tra la popolazione. I dati ufficiali interni alla Repubblica Islamica parlano del 33% della popolazione che vive al di sotto della soglia di povertà, in un paese che potrebbe essere molto ricco, perché al secondo posto per riserve accertate di petrolio e di gas e poi ha tantissimi altri minerali, oltre che una popolazione colta, istruita, e invece c'è una fuga di cervelli non indifferente. Insomma, in merito al partito Tudeh, al partito di Mossadegh, onestamente non so cosa dire, nel senso che fanno... È un partito che aveva più membri, era uno dei partiti di sinistra più grandi nel Medio Oriente, che purtroppo a un certo punto anche ha sostenuto il ritorno di Khomeini, che era un grandissimo populista. Khomeini sembrava un uomo religioso e spirituale che aveva una grandissima capacità di convincere diversi gruppi. Con la destra parlava di destra, la sinistra e ha convinto pure forze di sinistra di sostenerlo. All'indomani della nascita del governo islamico, ovviamente ha massacrato tutti i membri di tutti i partiti, incluso anche il partito Tudeh, che era un grandissimo partito, filo-Russia, che sono stati primi vittime del regime di Khomeini. Io personalmente avevo 2 zii, membri del partito Tudeh, che poche settimane dopo che sono usciti dalla prigione dello Shah, cioè 15 giorni dopo la nascita del governo islamico, sono stati fucilati sotto casa proprio davanti ai miei occhi. Quindi è stato un evento tragico che abbiamo vissuto. Ancora oggi c'è molta diffidenza verso il partito Tudeh per questo sbaglio strategico, storico che ha fatto. La sinistra è molto presente fra i partiti curdi, tuttavia, dell'area del Kurdistan iraniano. Sì, no? sì, È una, il movimento come dire, curdo una è presenza principalmente un organizzata. movimento di sinistra. Esatto. Infatti ieri sera ho sentito una delle poche parole di sinistra, le ho sentite parole di sinistra che mancano dal dibattito pubblico italiano, le ho sentite proprio in questo incontro con quell'attivista kurda che vi dicevo, ma questa è poco più di una battuta. Io farei fare più domande in modo che poi possiamo, come dire, decidere di rispondere, ognuno di noi può decidere a chi rispondere. Faccio qualche considerazione in controtendenza. La prima considerazione per generare un dialogo anche, che il mio punto di vista, motivo anche personalmente di viaggiare anche nel vostro paese, anche in giro per il mondo, si può parlare un po' più forte? è che l'Europa non ha più quel ruolo importante, decisivo nel bene e nel male che poteva avere 60 anni fa. Pretendere che l'Europa, che è un'unione di nazioni, non è neanche una federazione, possa avere come 60 anni fa un ruolo così importante, probabilmente è sovrastimato. Seconda considerazione, quando Negri giustamente parla del ruolo delle aziende italiane, del ruolo che in qualche maniera... io vi faccio una considerazione molto pratica, vero, tutto vero, ma quanto l'opinione pubblica italiana e europea è esposta a rinunciare a una parte della propria ricchezza, che deriva anche da questo, a rinunciare chi è presente qui e chi non lo è presente, una parte dell'opinione pubblica italiana non è nemmeno consapevole di quello che succede, rinunciare, fare dei sacrifici anche nostri, anche economici, per poter dare un contributo. La terza considerazione, perché le conosco, le sanzioni secondarie americane, le conosco e le ho studiate, sono sanzioni che definirei politiche più che precise nelle loro indicazioni, cioè gli americani possono decidere chi e dove colpire a prescindere, proprio per cui hanno dei contorni molto molto vaghi. Questo è qua. Grazie. Altre domande? Questa non era una domanda. Non era una domanda. No, se vogliamo siccome ho questo sentito che c'è sembra... nel gruppo dirigente iraniano c'è una componente cristiana, vorrei sapere che peso ha, da che è composta, cioè da cattolici, papisti, da protestanti liberi, e poi soprattutto che cosa vuole, ecco. C'era una domanda qua davanti. Buonasera a tutti e grazie di tutti. Volevo dire al signor Falzan, mi sembra, che io sono una donna iraniana dall'84, sono
qui a Udine, sono proprio venuta via perché ho avuto questa esperienza brutta con il cambiamento del regime contro le donne per mettere il velo bene, allora ho detto addio, vado via. Finché non cambia non torno, malgrado del mio cuore. Volevo dire, io soffro tantissimo, sono una mamma di 2 figli grandi, nipoti, adesso vedo bambini, le donne, ragazzine che vengono uccisi e sono stati loro a fare questa scintilla di rivoluzione, chiamo. Noi dobbiamo rispettare loro sangue e sono ancora in prigione, stanno assorbendo le torture, impiccando ogni giorno sia curdi, beluci, io sono di Teheran, di tutto l'Iran, del nostro regime che non è il nostro regime, che è venuto a preso ostaggio tutti gli iraniani, è pericolo per tutto il mondo. E questo momento loro vogliono nostra unità. Sapete che l'unità è così, luce dell'unità è più potente che può illuminare tutto il mondo. E allora è il momento che io non sono né destra né sinistra, secondo me non deve esistere. Deve esistere consultazioni e amore per fare un servizio verso l'umanità, sia in Italia, in Iran, in tutto il mondo. Opposizione, ok. Io parlo non di politica perché non mi piace la politica, perché è sempre stato quello che non mi è piaciuto, però dico, la politica vera è aggiustare, portare la giustizia dove serve, perché ci sono anche immigrati qua, perché nel loro paese non c'è questa giustizia. Quindi parlo dell'Iran adesso. Reza Pahlavi, io non sono né destra né sinistra, ha detto io non vorrei essere una re o un principe, perché vorrei aiutare questo, insieme agli altri, aiutare a essere portavoce, a fare qualcosa. E saranno loro a fare elezioni. Momento giusto che noi ci siamo liberati, il popolo deve fare una votazione libero e sceglie quello che vuole. È questo che io ho capito, sta seguendo. Non c'è un scippo, secondo me. Attenzione, perché il regime vuole questi zinzania, diciamo. Noi dobbiamo avere solo amore per la nostra patria. È una ricchezza che abbiamo, tutti tribù vari in Iran, curdi, beluci di Loristan. Io adoro tutti perché sono come un giardino, tu entri, vedi varietà di colori, la bellezza, con loro tradizione. Scusate. L'unità viene tramite la democrazia, quando la maggioranza riconosce i diritti della minoranza. È questo che stanno chiedendo le minoranze, i popoli iraniani, vogliono essere riconosciuti. Per quello che riguarda Reza Pahlavi è la stessa dinamica che abbiamo sperimentato con il signor Khomeini. Anche lui del 79, prima di tornare all'Iran, diceva in Francia io costruirò una democrazia molto più bella, molto più interessante di quella francese. Donne avranno la libertà, partiti saranno liberi, io andrò a fare clerico a Qom. All'indomani che è tornato all'Iran ha cambiato tutta la storia, perché non c'era un'idea politica, non c'era un partito. Oggi abbiamo il problema che abbiamo con Reza Pahlavi, che lui dice una cosa molto legittima, molto bella, ma i suoi sostenitori dicono un'altra cosa. I partiti che lo sostengono sono partiti di estrema destra che del concetto sono molto simili all'ideologia del regime islamico. E da nuovo stiamo limitando tutto in nome di una persona, che questa persona, per quanto può essere carino a dire le cose interessanti, ma non c'è nessuna garanzia che l'indomani che ha avuto il potere rispetta tutte le parole che citavo prima, la stessa storia che abbiamo avuto con Khomeini. Penso che i popoli iraniani adesso non caderanno più in quella trappola del 79, di lasciare tutto in mano di una persona che può tradire in ogni momento, al momento che avrà il potere. Alberto, volevi dire qualcosa? Sì, volevo fare un'osservazione a quello che diceva il signore prima sulle aziende, sugli affari con questi paesi. Allora, in meno di un anno l'Italia e l'Europa
hanno sostituito il gas e il petrolio dalla Russia. In meno di un anno, sembrava che non ne potessimo fare a meno. Io penso, possiamo darci dei tempi un po' più lunghi, di un anno, 2, 3, 4, che possiamo evitare di armare dei regimi autocratici. E non sono spese così folli, non sono spese così folli, perché ripeto, se in un anno siamo riusciti a fare questo, possiamo anche fare l'altro, evitare di appoggiare regimi autocratici e dittatoriali. Ci dobbiamo dare degli obiettivi, questo sì, che sono obiettivi anche politici, Purtroppo la politica entra dappertutto, ma secondo me non è così difficile trovare delle alternative. L'obiezione che viene fatta è questa: se non glieli vendi tu le armi, glieli vende qualcun altro. Ma anche su questo si potrebbe arrivare a un punto, visto che c'è un'Unione Europea che è stata capace di sostituire il petrolio e il gas della Russia, visto che c'è un'Unione Europea che manda armi all'Ucraina per resistere all'aggressione russa, ci potrebbe essere un'Unione Europea che si mette d'accordo per non vendere armi ai regimi dittatoriali. Se lo fate da una parte, potete farlo anche dall'altra. Bisogna darsi da fare, bisogna anche pensare. Grazie Alberto. Credo che ci sia un'ultima domanda a cui si doveva rispondere, poi chiudiamo, mi pare, vero? Quella sulla componente cristiana, non vorrei dare una risposta parziale, non so se rispondo io? E vuoi darla tu, sì. Sì, allora in realtà non ci sono posizioni apicali ricoperte da esponenti delle minoranze, ci sono in un Parlamento che ha 290 deputati e ha più di 100 anni di storia, perché la rivoluzione costituzionale del 1906, ci sono 5 deputati che appartengono alle minoranze. 2 di questi, alle minoranze religiose, 2 di questi sono armeni, un rappresentante per gli armeni del nord del paese e un rappresentante per gli armeni del sud del paese. In generale la popolazione cristiana dell'Iran è di 300.000 abitanti e poi si contano anche 500.000-800.000 musulmani che si sono convertiti al cristianesimo. I cristiani sono armeni apostolici, russi ortodossi, siriaci ortodossi, caldei, cattolici, anglicani, quindi rappresentano il differente spettro. Sono per la maggior parte comunque armeni e nella città Isfahan, l'antica capitale, c'è tutto un quartiere, il quartiere Jolfa, voluto da Shah Abbas nel 1500, dove ci sono tantissime chiese, sono chiese che sono aperte al culto e sono chiese, se andate a visitarle, sono proprio dal punto di vista architettonico sincretiche, perché si trovano elementi proprio anche dell'arte orientale. Però appunto nelle posizioni apicali non ci sono personaggi che appartengono a questa minoranza. Io volevo precisare un punto. Prima ho parlato dei giornalisti di sinistra. Volevo dire che questo regime è un regime fascista. È molto brava a padronirsi anche di un discorso anti-imperialista, mentre lo stesso regime ha una politica espansiva nella regione. È un regime imperialista, ma sa molto bene, capace anche di avere un discorso anti-imperialista, e questo attira anche certe simpatia dei forze anti-imperialisti del mondo, che purtroppo ignorano la radice e le caratteristiche fasciste di questo regime.